benvengano le nomine di donne all'interno delle società, però se si vuole fare sul serio lo si deve fare fino in fondo. Le donne nominate sono nominate in qualità di presidenti, avranno rapporti, terranno i rapporti istituzionali, le relazioni, ma non sono operative. I veri operativi sono gli amministratori delegati e penso che ci sono donne tra le nominate, ad esempio io conosco benissimo Emma Marcegaglia che potrebbe tranquillamente fare l'amministratore delegato. Come è andata ieri a Roma con la delegazione veneta? Beh, a Roma si è trattato sostanzialmente di un passaggio da cerimoniale, nel senso nel confermare un documento unitario delle regioni che dicono benvenga la rivisitazione del Senato, benvenga la riduzione dei senatori, non siamo d'accordo rispetto alla modifica del titolo quinto, perché i cittadini sappiano significa che il disegno uscito dal governo Renzi vuole sostanzialmente svuotare totalmente le regioni, vorrà dire che i veneti andranno a farsi curare dai romani e non più dai veneti. Qual è lo stato di salute degli imprenditori veneti? Bene, viene fuori innanzitutto che il nostro sportello ha funzionato, 2 utenze al giorno non sono poche, siamo gli unici poi che hanno mantenuto questo servizio. Dall'altro vorrei anche ricordare che di fronte a una crisi che attanaglia le nostre imprese e i nostri cittadini, abbiamo 195.000 disoccupati ed è fondamentale essere presenti sicuramente con uno sportello come questo, ma anche con gli aiuti della nostra finanziaria regionale che a tutt'oggi ha aiutato dall'inizio 10.000 imprese a restare sul mercato. Le 5 capolista del PD, allora delle veline, insomma così degli specchietti per le allodole? No, guardi, io non sapevo neanche di questa definizione di Grillo, io penso che non siano assolutamente delle veline, sono donne in gamba perché molte di queste le conosco e cito una per tutte, Emma Marcegaglia potrebbe tranquillamente per la sua storia personale, per la professionalità fare l'amministratore delegato. Dico che si utilizzano queste nomine a livello nazionale, lo fa il governo, cercando di far credere ai cittadini che la musica sta cambiando, la verità è che gli amministratori delegati sono maschi e sarà tutto come prima.